La giornata odierna è una giornata molto bella per me perché dopo tanti anni sono venuto qui nella sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e ho potuto constatare quello che già sapevo della grande professionalità, delle grandi infrastrutture che sono state realizzate in questa regione. Ovviamente è una giornata molto importante perché c'è la premiazione dei volontari che sono intervenuti nelle varie emergenze e questo è un motivo ovviamente di orgoglio e di soddisfazione per loro e per noi tutti. Oggi è una giornata in cui dopo la festa del volontario di protezione civile di dicembre ci eravamo impegnati a consegnare, avevamo consegnato simbolicamente bandiere e spillette, ci eravamo impegnati a fare la consegna materiale appena possibile, lo facciamo oggi, attestiamo ai volontari la loro partecipazione alle varie missioni che si sono svolte negli ultimi anni. In quell'occasione diamo ai gruppi di protezione civile comunali la bandiera nuova, fresca bandiera della protezione civile e in questa occasione daremo anche ad ogni gruppo un PC portatile nuovo per consentire a ogni gruppo di essere aggiornato tecnologicamente e in connessione con la protezione civile regionale. Abbiamo nel tempo come regione investito molte risorse pubbliche per essere efficienti, per essere tecnologicamente avanzati, per avere un'organizzazione efficace e frutto anche di una storia e oggi in parte la ripercorriamo quella storia perché consegniamo a tutte le persone che hanno collaborato all'intervento che abbiamo fatto in Centro Italia in occasione del terremoto del Centro Italia un libro che documenta l'attività, il prima e il dopo e come dire, per noi è un momento di ricordo anche del 76. Tutto questo c'è anche perché nel 76 fummo colpiti da quel grave sisma.